Nelle domande vostre c'era questa esperienza. Sacramento della Cresima. Come si chiama questo sacramento? La Cresima? No, è cambiato il nome. Sacramento dell'addio, Fanno questo, se ne vanno dalla Chiesa. È vero o no? Lo hanno detto anche i vostri portavoce nelle prime due domande. Facevano riferimento alle comunità dove la fede appare un po' sbiadita. Non molti fedeli partecipano attivamente alla vita della Chiesa. Si vedono dei cristiani a volte stanchi e tristi, e molti ragazzi, dopo aver ricevuto la Cresima, se ne vanno. Il sacramento del congedo, dell'addio che ho detto io, è un'esperienza di fallimento, un'esperienza che si lascia vuoti, ci scoraggia. È vero o no? È vero o no? Di fronte a questa realtà, giustamente voi vi chiedete: che cosa possiamo fare? Certamente una cosa da non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia. Cristiani pessimisti. È brutto quello. Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza. La speranza fa parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto. La speranza fa parte della vostra giovinezza. Ritorniamo alla scena del Vangelo. Pietro, in quel momento critico, gioca a se stesso. Che cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto cedere alla stanchezza e alla sfiducia, pensando che è inutile e che è il meglio ritirarsi e andare a casa. Invece, che cosa fa? Con coraggio esce da se stesso e sceglie di fidarsi di Gesù e dice: ma sta bene, sulla tua parola getterò le reti. Attenzione, non dice sulle mie forze, sui miei calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma sulla tua parola, sulla parola di Gesù. E il risultato è una pesca incredibile. Le reti si riempiono tanto che quasi si rompevano. Questo è il secondo punto: fidarsi di Gesù. Fidarsi di Gesù. E quando dico questa cosa, io voglio essere sincero e dirvi: io non vengo qui a vendervi un'illusione. Io vengo qui a dire: c'è una persona che può portarti avanti, fidati di lui, è Gesù, fidati di Gesù. E Gesù non è un'illusione. Fidarsi di Gesù. Il Signore è sempre con noi, viene sulla riva del mare della nostra vita, si fa vicino ai nostri fallimenti, alla nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli. Non smettete mai di rimettervi in gioco come dei buoni sportivi. Alcuni di voi lo sanno bene per esperienza, che sanno affrontare la fatica dell'allenamento per raggiungere dei risultati. Le difficoltà non devono spaventarvi,
ma spingervi ad andare oltre. Sentite rivolti a voi la parola di Gesù. Prendete il largo, calate le reti. Giovani di Sardegna, prendete il largo. Siate sempre più docili alla parola del Signore. È Lui, è la sua parola, è il seguirlo che rende fruttuoso il vostro impegno di testimonianza. Quando gli sforzi per risvegliare la fede tra i vostri amici sembrano inutili, come la fatica notturna dei pescatori, ricordatevi che con Gesù tutto cambia. La parola del Signore ha riempito le reti e la parola del Signore rende efficace il lavoro missionario dei discepoli. Seguire Gesù è impegnativo, vuol dire non accontentarsi di piccole mete, del piccolo cabotaggio, ma puntare in alto con coraggio. Non è buono fermarsi al non abbiamo preso nulla, ma andare oltre, andare al prendi il largo e getta le reti di nuovo, senza stancarci. Gesù lo ripete a ciascuno di voi ed è Lui che darà la forza. C'è la minaccia del lamento, della resignazione. Questi li lasciano a quelli che seguono la dea lamentela. E voi seguite la dea lamentela? Vi lamentate continuamente come in una veglia funebre? No, i giovani non può fare quello. La dea lamentela è un inganno. Ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù, farlo salire su nostra barca e prenderle in largo con Lui. Lui è il Signore, Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla parola di Dio, sull'invito che viene da Lui, senza fare troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi, uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci a Dio per aprirci sempre più anche ai fratelli. Aprirci a Dio ci apre agli altri. Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. Fare qualche passo oltre noi stessi. Piccoli passi. Ma fate piccoli passi uscendo da voi stessi verso Dio e verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, all'amicizia, alla solidarietà. Gettate le vostre reti per la pesca. Cari giovani sardi, la terza cosa che voglio dirvi, e così rispondo alle altre due domande, è che anche voi siete chiamati a diventare pescatori di uomini. Non esitate a spendere la vostra vita per testimoniare con gioia il Vangelo, e specialmente ai vostri coetanei. Io voglio
raccontarvi un'esperienza personale. Ieri ho fatto il 60° anniversario del giorno che ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore. Ma questo lo dico non perché fate una torta qui, no, non lo dico per quello. Ma è un ricordo, 60 anni di quel giorno, non lo dimentico mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni prima che questa decisione, questo invito fosse concreto e definitivo. Dopo sono passati tanti anni, alcuni successi, di gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato. 60 anni sulla strada del Signore, dietro di Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo, non mi sono pentito, non mi sono pentito. Ma perché? Perché io mi sento Tarzan e sono forte per fare avanti? No, non mi sono pentito perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei momenti della fragilità, nei momenti di fallimenti, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui. E Lui non mi ha lasciato da solo. Fidatevi di Gesù, Lui sempre va avanti, Lui va con noi. Ma sentite, Lui non delude mai. Lui è fedele, è un compagno fedele. Pensate, questa è la mia testimonianza. Sono felice di questi 60 anni con il Signore. Ma alcuna cosa di più? Andate avanti. Ho parlato troppo lungo. Restiamo unite nella preghiera e andare questa vita con Gesù. L'hanno fatto i santi. I santi sono così, non nascono già perfetti, già santi. Lo diventano perché, come Simon Pietro, si fidano della parola del Signore e prendono il largo. La vostra terra ha dato tante testimonianze, anche recenti. I beati Antonia Messina, Gabriela Saghedu, Giuseppina Nicoli, i servi di Dio Edvige Carboni, Simonetta Tronci e Don Antonio Loi. Sono persone comuni che invece di lamentarsi hanno gettato le reti per la pesca. Imitate il loro esempio, affidatevi dalla loro intercessione e siate sempre uomini e donne di speranza. Niente lamentele, niente scoraggio, niente gettarsi giù, niente andare a comprare consolazione di morte, niente. Andare avanti con Gesù. Lui non fallisce mai, Lui non delude, Lui è leale. Pregate per me e la Madonna vi accompagni.